che è una dottoressa in medicina e chirurgia, è stata un medico di Ippocrate.org proprio della prima ora, quando c'era il 999 del periodo del Covid, come volontaria, e vive all'estero, in Spagna, e quindi esercita la sua professione là e ogni tanto viene qua. Quindi è un medico di Ippocrate estero, è specializzata in medicina di famiglia, ha fatto diversi master di omeopatia, di alimentazione consapevole, ha una formazione in medicina integrata, formazione in PNEI, corsi di ozonoterapia, biomagnetismo, formazione in terapia regressiva, ricostruttiva, e sta facendo il secondo anno della scuola di Ippocrate.org, che come avrete capito è una scuola di specializzazione particolare che dà una visione molto ampia e integrativa alla cultura che tutti questi relatori già hanno, perché non sono ragazzini di primo pelo, quindi hanno già un'esperienza lavorativa. Devo dire che mi sento veramente onorata di far parte di questa gran famiglia dell'Associazione Ippocrate e di collaborare con tutti voi. Grazie della vostra presenza, grazie a tutti quanti che con il loro impegno e sforzo hanno reso possibile questo primo convegno. Abitavo fino a pochi mesi fa in provincia di Belluno e in questo periodo sono a Maiorca, dove pratico la medicina integrata in ambulatorio e anche privatamente in collaborazione con altri terapeuti. Sono più di 20 anni che esercito di medico, nei cui attraverso un percorso personale e professionale ho cambiato il modo di capire la vita e anche la medicina, quando sono stata consapevole che non siamo soltanto un corpo fisico. Per me la salute e la medicina hanno a che fare con la consapevolezza e la prevenzione. Come hanno detto già i miei cari colleghi, siamo parte dal tutto e abbiamo diversi corpi, oltre il fisico. Siamo energia, luce in un corpo fisico. I nostri pensieri, le nostre emozioni sono energia che vibrano a una frequenza che risuonerà, attirerà quello che vibrerà alla stessa frequenza. Quindi se mi sento nella mancanza, attirerò mancanza e mai abbondanza. Se vivo nella paura, in uno stress continuo, questa energia andrà a modificare biochimicamente il mio organismo. E questo è importante, intanto che i nostri pensieri ed emozioni possono cambiare la realtà. Siamo consapevoli di cosa siamo in realtà? Come la nostra vita reagiamo o siamo piuttosto osservatori di quanto accade nel nostro intorno? Siamo veramente nel presente, qua e adesso? Quindi è importante riflettere se viviamo guardando fuori o dentro di noi, perché dopo vedremo come questo influisce in tutto quanto accade nella nostra vita e nella nostra salute. Quanto voglio condividere nei prossimi minuti parte dal fatto che siamo un tutto e come questo fa parte anche della medicina. Innanzitutto parlerò della medicina integrata e la sua visione olistica, di un nuovo paradigma in medicina che ritorna alle origini di quella medicina tradizionale, che ascolta con empatia, che si interessa per la sofferenza della persona, che cerca oltre il sintomo, che accompagna e rispetta la propria naturalezza del processo di guarigione. E poi parlerò di come avere cura della nostra salute, che si sostiene su questi 3 pilastri fondamentali che vedete qua. Cos'è la medicina integrata con una visione olistica? Cosa vuol dire? La medicina integrata segue il principio di prevenzione, studia l'origine del problema di salute finché sia possibile e questo fatto richiede che il paziente sia attivo, si coinvolga nel suo processo di guarigione con speciale attenzione a modificare il suo stile di vita, avendo cura delle sue emozioni, della sua alimentazione e di esercitare il corpo con l'esercizio fisico. Nel caso che la persona abbia perso il senso di chi è, e questo sia la causa di disturbi, la si deve accompagnare a ritrovare questo senso, offrendole gli strumenti necessari perché sia ella stessa ad arrivare a raggiungere l'equilibrio e sia alla fine autonoma per ritornare al suo centro e mantenersi in salute. Quindi ogni persona ha la responsabilità della sua vita e salute. La medicina integrata ha una visione olistica per quanto riguarda la possibilità di implementare diverse discipline che possono contribuire a guarire la persona.
sempre scientificamente dimostrate, anche per la fisica quantistica, come vedremo dopo, tipo l'agopuntura, l'omeopatia, medicina del dottor Hammer, ayurvedica, psicologia, osteopatia, naturopatia, nutrizionisti, medicinali di stratti erbacei o di funghi, medicinali omeopatici, oltre ai farmaci chimici, eccetera, il biomagnetismo e tante altre. La medicina a questo punto prende una nuova dimensione, parliamo di un nuovo paradigma che guarda più alla fisica quantistica, quando si comprende che non siamo soltanto un corpo fisico, che siamo anche coscienza e dobbiamo avere cura del corpo emozionale, spirituale, mentale, tradotto per farla breve. Tutti sappiamo che l'energia non si crea né si distrugge, soltanto si trasforma. Allora, noi siamo energia in risonanza con tutto. I nostri pensieri e le nostre emozioni sono energia. E questo, anche se non sia osservabile, esiste. E come dice la fisica quantistica, si manifesta come una onda con una frequenza di vibrazione, o come una particella quando si fa visibile. Allora, è logico pensare che questi pensieri ed emozioni, intanto che sono una vibrazione, avranno un impatto nel nostro organismo con cambiamenti biochimici che influenzeranno a livello ormonale, a livello del sistema immunitario, anche a livello del microbiota. Questo microbiota che tramite l'asse cervello-intestino, tramite il nervo vago, si riflette quello che succede nel cervello, nell'intestino. Quindi la salute è l'insieme di curarsi di tutte queste parti. Sicuramente alcuni di voi conoscete già questi libri che parlano dell'energia che siamo e di come possiamo trasformare la nostra realtà, il nostro intorno, il mondo, anche se pare un'ingenuità. Dobbiamo crescere in luce e amore e condividerlo, perché soltanto così si può andare verso un vero cambiamento di coscienza sociale e arrivare alla massa critica. Ci andiamo pian pianino, ma ci vuole ancora un po'. Come spiega bene il dottore in chiropratica statunitense Joe Dispenza in uno dei suoi libri intitolato Cambia l'abitudine di essere te stesso, la fisica quantistica nella vita quotidiana, parla del potere della mente e di come essa e anche i nostri pensieri creano la realtà. Ugualmente quest'altro libro suo, Il placebo sei tu, scopri il potere della tua mente, parla di come la mente crea la realtà. Quest'altro libro, Il potere dell'intenzione di Wayne Dyer, dice che la intenzione è un campo di energia, una forza universale alla quale bisogna imparare ad attingere per sfruttarne tutto il potere e diventare veramente artefici del proprio destino. Anche quest'altro, La scienza dell'intenzione di Lynn McTaggart, parla della capacità dell'intenzione umana di modificare la realtà, quindi impara a usare la tua intenzione per costruire una vita piena e felice. Alla fine tutti loro parlano dello stesso concetto, diventare liberi di decidere la nostra vita, perché nessuno ci può imporre cosa dobbiamo fare o prendere per avere salute. Ci occupiamo veramente dell'origine della malattia. La medicina accademica, come si impara all'università, quella che ho imparato anch'io, non ha a che vedere con questo atteggiamento ed è affascinata dai sintomi e collega essi con la malattia e con il conseguente farmaco. Non può separare la forma del contenuto. Non si guarda tanto all'individuo nella sua totalità come si dà l'importanza agli organi e parti del corpo. Gran parte della medicina pratica l'esproprio come obiettivo, trattando solo il sintomo e non la causa che lo provoca. Non voglio assolutamente criticare la medicina, anzi è una medicina di emergenza con tutti i suoi protocolli che anche ho praticato per anni, ha un trattamento che risolve molto bene il momento acuto e ormai è proprio quello che serve. Anche una chirurgia per quanto riguarda la sua parte meccanica. Poi in un secondo tempo, se si può, ci occuperemo di approfondire sull'origine della malattia. Vediamo anche che la medicina al giorno d'oggi non è tanto efficace con le malattie croniche, non ce la fa più di tanto con la fibromialgia, depressioni, artrite, malattia autoimmune. È vero che negli ultimi anni la medicina si è sviluppata tanto a livello tecnologico,
a scapito di una visione globale purtroppo sempre più segmentata che ci porta alla specialistica delle parti più piccole del corpo, ma dimenticando il tutto. L'alta tecnologia può essere uno strumento clinico molto utile, ma mai potrà sostituire le caratteristiche. Sì? Ah, scusate. Mai potrà sostituire le caratteristiche e i metodi inerenti personali del medico, perché la medicina è un'arte in cui 2 più 2 non sono sempre 4. Infatti questa medicina tratta di eliminare la malattia, bloccando l'espressione del sintomo, come se fosse la malattia in se stessa, e questo può portare a un peggioramento. Vi faccio un esempio di un caso di un bambino con dermatite atopica e asma. La dermatite andava trattata con cortisone, spariva pensando che era la guarigione e invece si bloccava soltanto il sintomo, la manifestazione nella pelle in questo caso. Ormai l'organismo continuava a manifestare lo squilibrio interno, in questo caso a modo di asma, e quando si trattava l'asma dopo ritornava la dermatite. Perché andava il sintomo dalla cute ai polmoni? Perché sono originati dalla stessa membrana embrionaria detta ectodermo. Non è che sia per caso che succedeva così, perché se pensiamo che per il corpo il viaggio meno costoso per manifestare un sintomo è alla pelle invece che in un organo interno, polmoni, cuori, reni, cervello a livello mentale, andare da fuori a dentro non è per niente una buona evoluzione. Ricordando il grande Ippocrate, il principio che dice primum, non nocere, in questo caso è ovvio che l'evoluzione andava peggio, perché si bloccava il sintomo invece di capire dove era il vero problema. Quindi se ritorniamo agli origini, secondo Ippocrate de Cos, tra il 460 e 367 a.C., un uomo può considerarsi sano quando la sua salute è il risultato della sua natura e del suo stile di vita, dove la sua genetica è un 10% e il 90% è la sua epigenetica. Essendo la epigenetica, io ho fatto di nuovo un altro casino, scusate perché non è il mio computer, quindi vado un po' così. Essendo la epigenetica l'insieme dell'intorno dell'individuo, dove abita la società, le sue abitudini, eccetera. Per Ippocrate lo stile di vita consisteva nell'insieme delle abitudini della vita dell'essere umano, inclusi l'alimentazione, l'esercizio fisico, i bagni, l'attività professionale e sociale. Questo ci dà un'idea di come lo stato di salute dipende di tanti fattori. La medicina a quel punto era al servizio della naturalezza, perché rispettava il corso naturale delle cose e non le bloccava. Bis medicatrix nature vuol dire giustamente questo: la naturalezza guarisce per se stessa. Infatti è la tendenza naturale a ritornare allo stato di equilibrio, perché soltanto l'uomo può arrivare a squilibrare tutto, anche se stesso. Quando le diverse funzioni corporali si intrecciano in un modo determinato si crea un modello che ci pare armonioso e lo chiamiamo salute. Invece se una di queste funzioni si perturba, l'armonia del corpo si rompe e ormai parliamo di malattia. Pertanto non sarebbe proprio corretto dire che il corpo è ammalato, nonostante lo stato di malattia si manifesti in questo, a modo di sintomo. Sintomi ce ne sono tantissimi e tutti sono espressione di un unico e invariabile processo chiamato malattia, che viene gestato nella coscienza della persona. Questa frase l'ho ascoltata anni fa da un uomo saggio, che mi scuso e mi perdonerà per non ricordare il suo nome, mi dispiace, e viene a riassumere quanto detto finora. Quando l'anima non viene ascoltata, il corpo grida, e sarebbe un po' assurdo pretendere la guarigione della persona pensando solo a guarire il sintomo, perché sarebbe soltanto bloccare la sua manifestazione fisica. Platone diceva: cura la tua anima per non ammalare il tuo corpo e la tua mente. Pitagoras, anche se è più conosciuto come matematico e anche filosofo, diceva che il tuo corpo non sia la prigione della tua anima. Fino adesso ho parlato della malattia come disordine interno, disarmonia, che si manifesta a modo di sintomo, pertanto il sintomo ci viene a far capire che ci manca qualcosa. A questo punto possiamo dire che il sintomo è informazione in se stesso.
Ma per capire i sintomi ci vuole ricordare e recuperare il suo linguaggio, quello che sa della relazione tra mente e corpo. La medicina cinese relaziona organi ed emozioni, fegato con la rabbia, la ira, i reni con la paura, i polmoni e il colon con la tristezza. Loro non mentono mai e possiamo considerarli come colleghi di viaggio, anche se a volte questa sincerità sia difficile di sopportare. Perciò che l'essere umano ha scelto di dimenticare questo linguaggio dal momento in cui è più comodo vivere ingannati. Ma se abbiamo il coraggio di dialogare con loro, saranno di guide infallibili per mostrarci il cammino della vera guarigione. C'è una frase di Nietzsche, pensatore del secolo XIX, che dice così: se vuoi diventare saggio, prima dovrai imparare ad ascoltare i cani che abbaiano nel più profondo di te. Capire il nostro inconscio è importantissimo per iniziare il percorso della vera guarigione. Ecco la differenza tra combattere la malattia e trasmutare la malattia. La guarigione vera accade sempre di una malattia trasmutata e mai di un sintomo sconfitto. Trasmutare emozioni, dolori e soprattutto imparare per finalmente guarire o ritornare al nostro equilibrio interno. Però questo è una scelta, un processo attivo e intenso che si prolungherà un certo tempo, ma ci porterà senza dubbi a espandere la nostra coscienza verso tutto e tutti. Come diceva Fritz Perls, fondatore della terapia Gestalt, espandere la coscienza è in se stesso guarigione. Questo è molto importante perché ci hanno fatto credere un modello in cui dobbiamo proteggersi di tutto quello fuori di noi, batteri, virus, eccetera, eccetera, come se non avessimo nessuna capacità di risposta e abbiamo anche imparato a lasciare la nostra cura in mani esterne. Alla fine abbiamo perso il nostro potere. Neanche siamo consapevoli di quanto siamo capaci, come di creare la nostra realtà, e soltanto espandendo la coscienza recupereremo questo potere. Il greggio non è conscio del potere che ha ogni individuo ed è proprio per questo che il medico o il terapeuta devono accompagnare la persona ad acquisire gli strumenti necessari per farla autonoma di decidere la sua vita e che non sia dipendente di nessuno, altrimenti andremo a incrementare una società parasita che consuma prodotti e si mette alle mani degli altri perché gli dicano cosa deve fare con i figli e con la sua salute. Non possiamo essere più dipendenti prima dei genitori, poi della coppia, poi di chi altro. Il capo, il politico, il prete, il responsabile di turno, ormai direi basta. Ma come... Grazie perché mi sono emozionata un po'. Ma come accade questo squilibrio? Sono diversi fattori che ci contribuiscono, tra i quelli di origine ambientale che non possiamo controllare più di tanto. Vivere allontanati dalla natura, perdere il contatto con essa, i livelli di stress sostenuti nel tempo, i blocchi emozionali che ci fanno vivere nella paura con una cattiva respirazione, pensieri ricorrenti, schemi mentali con cui andiamo avanti nella vita senza esserne consapevoli. L'alterazione del ritmo circadiano, per esempio la luce del tramonto favorisce la secrezione di melatonina, l'ormone che predisporre al sonno, invece siamo immersi in un mondo di luci che alterano le funzioni cerebrali, schermi cellulari, guardare la TV a letto prima di dormire, per dirne alcuni. Dove ci porta questo stile di vita? Siccome siamo un tutto in equilibrio, quando il nostro organismo si sbilancia si crea un terreno che predisporre ad ammalarsi e coinvolge le diverse funzioni e sistemi. Sistema immunitario, sistema ormonale, il microbiota, si alterano le diverse funzioni dell'organismo, si crea la sindrome metabolica che include il diabete mellitus, le malattie cardiovascolari come la ipertensione, la insufficienza cardiaca, obesità, alterazione del sonno e così via. La infiammazione silente di basso grado è dovuta ai cambiamenti molecolari e biochimici che si producono nell'organismo dovuto ai fattori prima descritti. Però, a differenza di una infiammazione acuta dove tutto si risolve localmente con i segni di dolore, calore e rumore quando prendiamo una botta, in quella di basso grado si scatena una cascata infiammatoria generale in tutto l'organismo.
Per esempio, in una situazione di stress l'organismo non capisce se questo stress è provocato per un pericolo a tempo reale, immaginiamo che abbiamo un leone indietro che ci persegue, o è dovuto alla nostra mente, ai pensieri ed emozioni con la sofferenza che ci creano. Ricordiamo che tutto è energia, quindi la reazione dell'organismo in fronte a questa vibrazione di stress sarà la stessa per entrambi i casi, mettersi in modo di fuggire. Sentiamo paura, si secreta cortisolo, si secreta adrenalina, sparisce la fame, i muscoli si tensano, tutto con lo scopo di scappare, di sopravvivere, si attiva il sistema nervoso simpatico. Allora, quando questo succede per emozioni bloccate, pensieri ricorrenti prolungati nel tempo, per esempio reagire con rabbia, ira, avere paure per emozioni rimaste nel nostro inconscio, il nostro organismo finalmente viene a infiammarsi e ad acidificarsi, perché la risposta è la stessa. Anche l'alterazione del microbioma, come ho detto, questo asse cervello-intestino, tramite il nervo vago che connetta quello che succede qua con l'intestino tramite neurotrasmettitori. Parliamo un po' dell'acidificazione. Innanzitutto, cos'è il pH? Così velocemente, non è altro che una misura della concentrazione dei ioni idrogeno. Nel 1931 il premio Nobel in medicina Otto Heinrich Warburg, con la sua tesi intitolata La causa primaria e la prevenzione del cancro, affermava che nessuna malattia può esistere in un mezzo alcalino e promuoveva che un'alimentazione e uno stile di vita antifisiologici basati in cibi acidificanti e una vita sedentaria favorivano la crescita di tumori e malattie. Ma le cellule tumorali, oltre che crescere in un mezzo acido e senza ossigeno, crescono anche molto bene con un apporto di glucosio, quindi zucchero. Quindi è importante ridurre l'apporto di zuccheri, e non solo nei casi di cancro, anche per non avere resistenza alla insulina, che predisporre a uno stato prediabetico e alla fine a un diabete e a un fegato grasso. Allo stesso tempo può capitare una resistenza a un'ormona chiamata leptina, ormona della sazietà. Tutto l'insieme favorirà uno stato di sovrappeso e obesità che in se stesso è anche infiammatorio, quindi un pesce che si morde la coda. Perché il nostro organismo esegua le sue funzioni biochimiche e le ormone e gli enzimi funzionino correttamente, il pH deve essere sempre stabile tra 7,35 e 7,45. Un cortisolo elevato, l'ormona dello stress, contribuirà anche all'acidificazione e infiammazione. Tutto insieme altererà il buon funzionamento del sistema immunitario, qui dipende anche di avere ottimi livelli di vitamina D e zinco. L'organismo, per fortuna, come sempre nella natura, si regola in modo naturale attraverso i suoi meccanismi per bilanciare questo equilibrio acido-alcalino, attraverso i reni, i polmoni e la cute, usando bicarbonato, fosfato e proteinato. Il calcio, il magnesio, il potassio sono riserve minerali alcaline che si trovano in gran parte nelle ossa e saranno usate per tamponare lo sbilancio acido-alcalino. Pertanto la perdita di queste riserve porterà a una demineralizzazione. Lo stesso succede con il farmaco omeprazolo e derivati, che bloccano la sintesi di acido cloridrico nello stomaco e in conseguenza lascia liberi i protoni idrogeno, perché l'acido cloridrico è una molecola di cloro e una di idrogeno. Questo idrogeno, come ho detto, che è quello che misura il pH, l'organismo dovrà eliminarlo unendolo a queste riserve minerali alcaline. Un altro modo di alcalinizzare è l'eliminazione di anidride carbonica, il CO2, nei polmoni, ed è la via più veloce ed efficace per eliminare l'acidità. Di questo l'importanza di una respirazione profonda che andrà a alcalinizzare il sangue. Con la nostra alimentazione possiamo anche regolare questo, ed è importante sapere che dopo la digestione gli alimenti generano una condizione di acidità o alcalinità secondo la sua capacità di dare vitamine, proteine, grasso, carboidrati, minerali e oligoelementi. Allora è importante capire quali alimenti acidificano e quali alcalinizzano il nostro organismo, anche se senza entrare in ossessione, per carità, non è che dobbiamo prendere la tabellina ogni pasto, quindi tranquilli. Solo capire zuccheri, per esempio, alimenti che acidificano.
soprattutto quelli raffinati. Sono carboidrati raffinati che aumentano la glicemia, non contengono nutrienti né proteine, minerali né grasso, niente. In eccesso, di nuovo, Madonna Santa. Ecco qua, grazie Luca. In eccesso questi zuccheri andranno a finire nel tessuto grasso del corpo, anche nel fegato, diventando un fegato grasso, e hanno un pH di 2,1, quindi molto acido. La carne, per i suoi residui generati dalla metabolizzazione delle proteine, tutti conosciamo l'acido urico, per dirne alcuno, soprattutto quella carne industriale andrà anche a infiammare, perché l'animale sarà stato allevato con cereali, ovviamente medicalizzati, ci sta il cortisone, antibiotici, ormone, e avranno un eccesso di acidi omega 6, che sono pro-infiammatori, invece di avere quelli soliti omega 3 che producono gli animali ruminanti di pascolo. Latticini, in caso di cancro, vengono eliminati, ma in genere possono fare catarro se abbiamo permeabilità intestinale. Le sue proteine attraversano la barriera intestinale e arrivano ai polmoni. Poi creano certa addizione. Quelli di mucca hanno la proteina beta-caseina 1 che si metabolizza e dà il peptido oppiaceo beta-caseomorfin 7 che andrà a unirsi ai recettori oppiacei cerebrali. Quelli di capra, pecora, bufala invece portano beta-caseina 2 che somiglia più al latte umano ed è meglio tollerata. Il latte di mucca in più ha quantità di beta-lattoglobulina che danna all'intestino e fa permeabilità intestinale. Questa proteina sarà assorbita per le cellule pancreatiche alterando la sintesi di insulina e provocando iperglicemia. Poi il sale hanno tolto tutte le sostanze importanti per l'organismo, hanno lasciato solo il cloruro sodico invece di potassio che aiuta a equilibrare la pressione arteriosa, quindi meglio un sale marino non raffinato, naturale e non iodato. Farina, sempre meglio una farina macinata alla petra di grani antichi con una percentuale di glutine molto bassa che non farà salire tanto il zucchero in sangue come quelle raffinate, perché quanto più raffinato è un prodotto più capacità di fare iperglicemia. Margarina, non leggo tutto per farla più breve, è buona, diciamo che è meglio prendere un burro di animali di pascolo o anche meglio il ghee, che è un burro chiarificato senza la proteina né il lattosio, soltanto il grasso salutare. Medicinali molto acidificanti, gli antinfiammatori, brufen, naprosseno, antibiotici, cortisone, omeprazolo, raveprazolo, lansoprazolo, eccetera, eccetera. Avere cura con la cottura degli alimenti, perché si elimina l'ossigeno e si acidifica l'alimento. Dobbiamo essere rispettosi con i nutrienti, cucinare a vapore meglio che lessare, eccetera, eccetera. Lo stile di vita moderno porta a consumare questi prodotti parecchie volte al giorno, tutti i giorni dell'anno. Il nostro organismo non è stato affatto disegnato per digerire questi prodotti lavorati. Alla fine l'acidificazione è causa di demineralizzazione dell'organismo, perché, come ho detto prima, le sostanze che andranno a bilanciare l'acidificazione si otterranno delle ossa, che sono le grandi riserve di minerali. Tra gli altri segni si può dare una fragilità ungueale, gensive infiammate, anche altre mucose, la perdita di massa ossea insieme alla perdita di magnesio e potassio, che ho detto già che è altamente alcalinizzante, favoriranno l'ipertensione arteriosa, si creerà un'infiammazione di basso grado e dolore cronico. Ci sarà anche una perdita di massa muscolare perché tramite la rottura delle proteine si libera glutamina che ha un effetto alcalino. Quindi il corpo cercherà in tutti i modi di bilanciare questa acidità, ma con effetti importanti e devastanti per noi. Ci sono altri fattori che influenzano il pH interno: un esercizio fisico intenso a alti livelli, un'esposizione al sole intensa prolungata, l'alcol, desidratazione, i farmaci, eccetera. Il nostro organismo, attraverso gli alimenti, dovrebbe ottenere i minerali e sostanze alcalinizzanti per bilanciare questa acidità dovuta alla metabolizzazione. Quindi l'alimentazione non dovrebbe per sé stessa aggiungere più demineralizzazione dovuta agli alimenti troppo acidi.
Masticare bene in genere è importante, ma tra l'altro aiuta gli alimenti ricchi in carboidrati a diventare più alcalini per via della saliva, perché la digestione inizia con la masticazione. Quindi ci vuole consumare acidi di qualità con moderazione e compensare con abbondanza di alimenti alcalinizzanti. Un modo semplice di fare un'alimentazione con l'80% di cibo alcalino sarebbe: di ogni 10 alimenti consumati, 6 verdure, 2 frutta, 1 proteina di qualità, 1 alimento ricco in carboidrati di effetto alcalino. Verdure crude, anche se alcune sono acide nella sua metabolizzazione, hanno tutte un effetto alcalinizzante. Crude apportano ossigeno e cotte no. Importanza di nuovo della cottura. La frutta porta ossigeno in quantità importante, salutare. Il limone, per esempio, è una frutta con un pH di 2,2, ma nell'organismo si comporta come altamente alcalinizzante. Quindi si parla di un acido salutare, al contrario dell'aceto di vino, che è proprio acidificante. Quindi meglio condire con limone o aceto di mela, perché non pasteurizzato, perché anche questo aiuta a bilanciare la glicemia. I semi sono altamente alcalinizzanti, soprattutto le mandorle, oltre ai benefici di grasso salutare e minerali come il calcio. Cereali, di tutti i cereali il miglio integrale è l'unico alcalinizzante, il riso venere, fiocchi di avena, quinoa sono anche alcalinizzanti. La clorofila, aloe vera, alghe, clorella, spirulina, verdura di foglia verde, spinaci, coste, tutti conosciamo. Acqua è un importante apporto di ossigeno, l'acqua di qualità, acqua strutturata. La disidratazione cronica come stressante principale dell'organismo è causa della maggioranza delle malattie degenerative. Farmaci come i diuretici provocano disidratazione. Bere infusi con lo zenzero fresco è altamente alcalinizzante. L'esercizio fisico osigena tutto l'organismo. La vita sedentaria fa il contrario. Respirare: quando siamo in ansia non siamo consapevoli del nostro respiro e respiriamo con la parte più superficiale, quindi ossigeniamo male l'organismo. Importante fare una respirazione diaframmatica profonda. Rimedi alcalinizzanti, passo un po' così veloce per non allungarmi. Umeboshi, tamari e miso sono fermentati con un suo effetto sul microbiota e nella sua maggioranza sono antiossidanti. Umeboshi dinamizza il sistema digestivo, è altamente alcalinizzante, è ricco in acido citrico, aiuta a assorbire i minerali che contiene, magnesio, potassio, calcio e ferro, pulisce il fegato, aiuta a una sua ottima funzione, elimina l'eccesso d'acido dello stomaco, è antisettico intestinale. Nella disenteria, bere una infusione di kudzu umeboshi aiuta a ripristinare la mucosa intestinale. Il kudzu è una radice di pianta medicinale cinese, anche migliora la circolazione sanguigna, protegge dalle malattie cardiovascolari, aiuta a equilibrare il microbiota. Il tamari è alcalinizzante anche, come fermentato favorisce l'assorbimento dei nutrienti e la buona digestione. Il miso è un altro fermentato, elimina le radiazioni X e nucleari, apporta antiossidanti, favorisce la digestione. L'alimentazione consapevole sarebbe il rapporto conscio che stabiliamo con il cibo. Sapere perché mangio, quando, come mangio e cosa mangio. Sono conscio di mangiare nel presente qua e adesso? O mangio con la mente piena di pensieri, respirando male? Cosa cerco fuori che mi fa sentire bene, o almeno così lo credo? Cosa cerco per riempire il vuoto che ho dentro di me? Dolci, cioccolata, salato? Che schifezze! Il nostro cervello ottiene la ricompensa con il dolce, secretando dopamina, l'ormona della felicità, e questo ci fa attaccare, creando un'abitudine che dopo è difficile di cambiare. Soltanto cambieremo essendo consapevoli di cosa ci ha portato a finire così. Il cibo è nutrimento, eppure mangiare ha preso il posto di molte altre cose, incluso il nostro livello di soddisfazione e il benessere generale sono dipendenti dal cibo. Quindi cosa sostituisce il cibo e come mi fa sentire? Avvicinarsi al peso corporeo e alla immagine di me stesso in un modo veramente efficace richiede assumere una prospettiva più ampia invece che parlare soltanto di dieta.
Ogni peso in noi viene creato di scelte non salutari né consapevoli, sia con il cibo, con il lavoro, con i rapporti. Tutto l'insieme è causa di un cumulo di tossicità. Come possiamo detossificare l'organismo? Con il digiuno intermittente. Il digiuno non è niente di nuovo. Nella storia dell'umanità è stato acclamato come il rimedio curativo per fare pulizia sia a livello spirituale, tutte le religioni, cristiana, musulmana, buddista, anche i sciamani che usano il digiuno per entrare in uno stato di coscienza superiore e poter arrivare alla guarigione dello spirito. Quindi sia a livello spirituale che a livello medicinale. Ne parlavano già Ippocrate, Paracelso, Platone, Aristotele, anche Gesù. Secondo l'evidenza scientifica, il digiuno è un modo ottimo di riposare l'organismo dal continuo processo digestivo e anche di normalizzare il peso corporeo. Il digiuno ripara l'organismo e andrà a attivare l'espressione del DNA e la produzione di antiossidanti. Si eliminano tessuti dannati, si rinnovano le cellule, favorisce una ottima funzione del sistema immunitario, infatti il 70% della risposta immunitaria è intestinale, ridurre i trigliceridi, limita la crescita delle cellule cancerogene, promuove la perdita di peso, protegge di sviluppare malattie metaboliche, migliora la plasticità neuronale. Il digiuno attiva la metabolizzazione del grasso per ottenere l'energia e si formano i corpi cetonici, che sono il sostrato energetico preferito del cervello e ci mantengono mentalmente svegli. Si produce anche l'ormona grelina, che ci mantiene attivi, e questa al suo tempo stimola la produzione di dopamina, che ci mantiene motivati. Invece, quando mangiamo, produciamo insulina, tra le altre ormoni. Cosa fa l'insulina? La insulina informa il cervello dell'arrivo di cibo e pertanto si dà l'ordine di non bruciare più grasso. Ci possiamo rilassare, immagazzinare le riserve e riposarci. Quindi si capisce che è peggio mangiare poco che digiunare. Il digiuno intermittente è quello che si fa tra 12 e 24 ore. Importante condizione sine qua non mangiare salutare nella fascia oraria dei pasti, evitando il cibo infiammatorio e dannoso per il sistema digestivo. Si può scegliere spostare la colazione all'ora del pranzo o anche saltare la cena, ognuno deve sempre adattarsi a quello che gli vada meglio. Sempre meglio fare coincidere la ingesta il più possibile con la luce solare. Da tutto questo, in resume, non lo dirò tutto, ma direi che il digiuno 12-12 succede poco, questo no? No? Ah, ok. Questo 12-12 è digiunare 12 ore e mangiare nell'altra fascia delle 12 ore. Il digiuno 16-8, le nostre riserve di glucogeno su zuccheri che ha il corpo immagazzinati hanno una durata tra 12 e 12 ore. 15 ore, scusate. Quindi dopo 15 ore il corpo va a consumare il grasso. Comunque questo digiuno 12-12, 16-8 sono abbastanza facili di fare se ottieni un ottimo beneficio. Parliamo un po' di esercizio fisico. Diversi studi scientifici confermano che fare esercizio fisico può cambiare il microbiota, favorendo la crescita di Akkermansia mucinifila, che è un batterio con delle proprietà antinfiammatorie. Favorisce la diversità del microbioma, evitando la proliferazione di batteri patogeni, incrementa quei batteri che beneficiano l'organismo, regola le molecole antinfiammatorie e promuove anche e favorisce l'attività e l'efficacia del sistema immunitario. Quindi è molto importante l'esercizio fisico. Fino adesso ho parlato di cosa siamo, di come siamo parte del tutto, del potenziale che abbiamo per creare la nostra realtà, che tutto viene da dentro e per conseguenza del perché dobbiamo avere cura della nostra parte emozionale, avere autostima e sapere dire no e anche avere cura di noi stessi, anche curarsi con un'alimentazione consapevole che deve essere nella sua maggioranza alcalinizzante, fare digiuno intermittente, detossificare l'organismo, evitare picchi glicemici che ci portano all'infiammazione tra gli altri fattori, bere acqua di qualità, a volte quella del rubinetto non è il massimo, per quanto contiene sostanze non tanto salutari, anche se siano in quantità permesse, e ormai sarà conveniente usare un filtro per ridurre ancora di più queste sostanze o un sistema di trattamento dell'acqua. Dormire non oltre le 11 di sera, non guardare schermi fino a ultima ora, e ho detto già la luce del tramonto che predispone al sonno per la sintesi, per la secrezione di melatonina,
che il sonno sia di qualità, che sia riparatore. Con il sonno di qualità si puliscono tutti i sistemi dell'organismo, il fegato si secretano ormoni a certe ore come il cortisolo. Se non rispettiamo questi cicli tutto andrà a sbilanciarsi e sarà dannoso a medio-lungo termine. Fare esercizio fisico nelle sue diverse modalità e necessità di ognuno. Non mi riferisco a pompare i muscoli come immagine esterna, se non ad avere un tono muscolare salutare. Respirare diaframmaticamente ci porta al presente, dove soltanto nel qua e adesso possiamo controllare la nostra mente. Andare alla natura, alla montagna, al mare. I bagni di sale scaricano e puliscono, detossificano tanto, e se non ne abbiamo il mare vicino, vi dico che in una vasca con 100 litri, più o meno mezza vasca, 2 kg di sale marino grosso, facciamo un bagno non per di più di 15 minuti e scaricheremo, ci puliremo abbastanza. Camminare scalzi sull'erba è molto importante. Quindi, per finire, vi condivido questo testo di Hazrat Inayat Khan, filosofo sufi d'origine induista, che ha vissuto tra il 1882 e il 1927. E da tanti anni c'era già questo concetto di unità, dualità, di fare parte del tutto. Dice così: conobbi il bene e il male, peccato e virtù, giustizia e infamia, giudicai e fu giudicato, passai per la nascita e per la morte, per l'allegria e il dolore, il cielo e l'inferno, e alla fine riconobbi che io sono in tutto e tutto è in me.